Lampedusa lancia un grido d'allarme, sbarchi in continuazione d'emergenza senza fine. L'isola è stata presa d'assalto, per questo nelle ultime ore sono stati chiesti più controlli. Dopo il vertice in Viminale tra il ministro dell'Interno Marco Minniti e il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, le decisioni prese sono diverse. Nel corso del cordiale incontro il sindaco Martello e il ministro Minniti, si legge in una nota del Viminale, hanno concordato su alcuni interventi come l'alleggerimento della presenza di migranti sull'isola e il rafforzamento dei controlli sia in mare che sul territorio, al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini di Lampedusa. Sui flussi dalla Tunisia il ministro Minniti ha rassicurato il sindaco Martello, sottolineando la forte cooperazione bilaterale nel campo del contrasto all'immigrazione illegale, che in questi giorni si sta ulteriormente rafforzando anche alla luce di una riunione del comitato tecnico italo-tunisino in programma domani per mettere in campo nuove iniziative sia sul terreno della collaborazione per il controllo delle rotte che per quanto riguarda il potenziamento dei rimpatri. Il ministro Minniti ha rassicurato Martello: migranti via dall'isola entro 48 ore e maggiore controllo. Promesse che il sindaco di Lampedusa ha apprezzato. Siamo consapevoli, dice il primo cittadino dell'isola, che la questione immigrazione e i problemi che ne derivano non possono essere affrontati dall'oggi al domani. Ma non può essere l'isola a farsi carico di una situazione diventata ormai insostenibile, sottolinea il primo cittadino di Lampedusa. Con gli sbarchi continui degli ultimi giorni sembrano ritornati i tempi della primavera araba, quando siamo stati invasi dai migranti. Per questo motivo l'ascolto delle nostre ragioni da parte del governo nazionale ci sembra comunque un primo risultato.